Sesta giornata di eccellenza, punti che pesano al Picardo di Borzoli a 180 minuti dalla fine della regular season. La classifica dice Baiardo punti 6, Sestrese punti 4, il tutto sulla sottile linea di confine che al di là vale l'accesso ai playoff, al di qua vuol dire arrivederci alla prossima stagione. Sestrese e Baiardo si affrontano in un derby genovese che può valere una buona fetta di qualificazione, verdestellati con l'attacco pesante Muracari e Consiglieri ancora nel ruolo di volante, Draghetti che si affidano come sempre al maestro Romei e che ritrovano Matteo Battaglia ma solo in panchina. Temperatura estiva a Borzoli, ritmo anche in una prima parte di frazione in cui la Sestrese protesta dopo 3 minuti per un contatto appena dentro il vertice dell'area di rigore, anche col primo intervento di Bigi al settimo per pulire l'aria su un cross basso da sinistra, gara che sembra in equilibrio. Poi però alla metà esatta del primo tempo la Sestrese mette la freccia, Tecchiati dalla destra trova la difesa del Baiardo scollata al centro Ciaccari che difficilmente sbaglia questi appuntamenti con il gol. Terza rete dal suo ritorno al Picardo, 1-0 Sestrese, e neanche il tempo di annotare sui taccuini l'ennesimo gol in maglia verde stellata di Teddy Accari, che la scena se la prende il classe 2002 Alessio Mazzedda, perché passano solo 3 minuti, il numero 7 letteralmente si inventa dai 30 metri la rete del 2-0 con questa conclusione che sorprende Bigi fuori dai pali e soprattutto è un chiaro segnale per ipotecare i 3 punti. Il Baiardo accusa il colpo e si vede solo al 35esimo con una punizione di John Baresi alzata in corner da Rovetta, al 45esimo spaccato però gli ospiti graffiano ed è un'unghiata che fa male perché dà molto più senso alla ripresa. Oliviero vince un rimpallo su incursione per via centrale di John Baresi, il numero 8 calcia senza farselo dire 2 volte e riapre la gara proprio sul suono della sirena. Sestrese senza muro, uscito nel primo tempo e con Accari in precarie condizioni. Accari che al nono alla palla del 3-1 ma tergiversa e viene chiuso. Nel Baiardo entra Battaglia ma la Battaglia si placa fino alla mezz'ora, poi il casus belli del cross di John Baresi non raccolto dal compagno dà il là al forcing finale del Baiardo, assalto che comincia 2 minuti più tardi con una doppia occasione ospite perché prima Romei cerca la rovesciata ma viene murato da Rovetta. Lo stesso numero 1 si deve distendere sul proseguo dell'azione sul colpo di testa all'indietro di Matteo Battaglia. Minuto 38, proteste ospiti per un tocco di mano in aria. Romeo di Genova spiega ha preso prima la gamba e il gioco prosegue così come prosegue la gara senza troppi sussulti. L'assalto finale del Baiardo poco concreto, la Sestrese porta a casa 3 punti a dir poco vitali per la qualificazione in vista di un'ultima giornata che si preannuncia tutta da seguire.